ritrovati, buongiorno, buon inizio di settimana a tutti voi, ben ritrovati con tutte le notizie di Antenna 3 Nord-Est. Questo contenitore si chiama Prima Edizione, saremo insieme fino alle 13:30. Vi ricordo che ci collegheremo con i colleghi sul territorio per darvi le principali notizie e poi vi faremo anche ascoltare i servizi che abbiamo realizzato. Partiamo però dall'informazione che torna in prima serata questa sera, Ring con il vice direttore Ferdinando Avarino, e vi facciamo vedere subito il tema oggetto del sondaggio, il cui risultato poi verrà trasmesso in corso di puntata, ed è il tempo di bilanci, un anno di governo Meloni. Meloni promossa, questa è la domanda che vi pone il sondaggio. Potete telefonare come sempre componendo i due numeri che vi vedete per il sì, quindi sì Meloni promossa, lo 0422 16 26 691, no Meloni bocciata 0422 16 26 690. La chiamata è ovviamente gratuita e se sentite occupato significa che il vostro voto è stato registrato. Vi ricordo anche gli ospiti che saranno insieme a Ferdinando Avarino questa sera a parlare di un anno di governo Meloni e non solo. Ci sarà l'onorevole Gianangelo Boff per la Lega, Giacomo Nilandi, Partito Democratico, Fabio Crea per Fratelli d'Italia e Marco Bonnet, collega giornalista del Corriere del Veneto, nella seconda parte dedicata al Vajont, l'acqua non ha memoria, con Piero Ruzzante. Questa dunque è la prima serata di Antenna 3 in primo piano. E adesso invece vi facciamo vedere le immagini che ci portano a Roma. Siamo in Senato, Sala Nassirya, dove oggi alle 10 è stata aperta la Camera ardente. Il feretro di Giorgio Napolitano è giunto appunto nella Sala Nassirya, Sala Caduti di Nassirya. Presenti a Palazzo Madama anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente del Senato Ignazio La Russia. Giorgia Meloni ha reso omaggio al presidente ed anche Papa Francesco si è recato davanti al feretro per pregare in silenzio per alcuni minuti. La sua dedica a un servitore della patria. L'accesso al pubblico alla Camera sarà consentito fino alle 19 e poi i funerali di Stato del Presidente emerito della Repubblica si svolgeranno in forma laica domani mattina nell'aula di Montecitorio. Tanti gli esponenti della politica, ecco vedete Mattarella che si sono susseguiti, la segretaria del PD Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il commissario all'economia dell'Unione Europea Paolo Gentiloni, che di Napolitano ha detto è stato uno straordinario europeista, ha sempre avuto l'idea che lo sviluppo e la forza dell'Italia sarebbero stati possibili in un orizzonte europeo. Avete visto dunque le immagini, il feretro del presidente emerito Napolitano, e domani ricordo dunque i funerali in forma laica, funerali di Stato a partire dalle ore 10. Andiamo avanti ora con il nostro telegiornale. Si sta collegando, lo vedo per noi, il nostro Christian Arboit, la notizia di apertura del telegiornale di Antenna 3 di ieri, ovvero l'accoltellamento di un'anziana che ormai era in stato vegetativo, da poco dimessa dall'ospedale di Montebelluna. Siamo nel comune di Maser. La donna è stata accoltellata dal marito che non ce la faceva più a seguirla e a vederla in quelle condizioni, in quello stato. La figlia aveva chiesto l'assistenza domiciliare. Sul posto per noi c'è il nostro Christian Arboit che, sì, lo vedo collegato. Christian, ti vediamo collegato, sei a Maser, buongiorno, ben ritrovato. Cosa ci racconti, quali novità? Buongiorno, ben trovata Anna, e buongiorno anche ai telespettatori, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Immobile sottoposto a sequestro penale, questo il sigillo posto dalle forze dell'ordine e dai carabinieri nella giornata di ieri a questa casetta. Siamo in via Ermenegildo Metti, in località Coste di Maser, nelle vicinanze, lo vedete qui a pochissimi metri, nelle vicinanze del campo di calcio comunale. Ieri qui è andato in scena
Un terribile delitto che ha avuto un epilogo questa mattina all'alba, quando la signora Manuela Bittante, 77 anni, è spirata, è morta alla Cafoncello, dove si trovava ricoverata per le gravi ferite riportate ieri. Come dicevi tu, è stata accoltellata dal marito Sergio De Zenna, di anni 74, che subito dopo si è costituito pensando di averla uccisa. In realtà poi sono seguite ore di agonia per questa povera donna che è morta per l'appunto alla Cafoncello questa mattina. Con loro in casa c'era la figlia Aurora, la figlia che seguiva di fatto da qualche settimana la madre che all'inizio di agosto aveva avuto un malore, un ictus, e da lì non si era più ripresa. Di fatto da qualche giorno la donna era ritornata dall'ospedale di Montebelluna, dove era per l'appunto ricoverata, era ritornata in questa abitazione ed era seguita a H24 dal marito, dalla figlia, e anche appunto era stata attivata l'assistenza domiciliare, ma su questo torneremo anche nelle prossime edizioni per capire realmente cosa sia successo, se per caso questa famiglia sia rimasta sola, sia stata lasciata sola magari da chi doveva occuparsene, ma per l'appunto lo capiremo nelle prossime edizioni. La novità appunto di queste ore è che per l'appunto la donna è morta e che cambia quindi anche l'imputazione in capo al marito, che si trova nel carcere di Santabona. Non è più tentato omicidio, ma è omicidio aggravato dal vincolo familiare. L'uomo, gli inquirenti ieri, ha detto: non ce la facevo più. Nei prossimi minuti, nelle prossime ore, sentiremo anche l'avvocato d'ufficio dell'uomo, capiremo se è stato in carcere e quali saranno le prossime mosse. Per il momento, Anna, ti farei sentire le parole della sindaca di Maser, Claudia Benedos, che non usa affatto parole di circostanza e punta in parte il dito contro l'ULSS 2. Sentite Benedos. Abbiamo appreso cosa è successo e la posso definire una tragedia della disperazione. Un dramma che si è consumato già qualche tempo fa, quando la moglie è stata colpita dall'ictus. Poi i giorni in ospedale, i ricoveri, la vita stravolta in maniera irreversibile. Dimessa in una situazione, mi dicono, di quasi stato vegetativo, non parlava, è alimentata artificialmente, PEG, tracheostomia. E la figlia mi ha detto che l'avrebbe presa, cioè mi ha raccontato, perché quando mi sono recata lì a mezzogiorno ho incontrato appunto la figlia che non conoscevo e mi ha spiegato della mamma in questa situazione grave. La famiglia aveva chiesto al comune di attivare solo il servizio domiciliare. Qualcosa però è scattato nelle ultime ore e la disperazione ha preso il sopravvento. Posso parlare anche per esperienza personale. Io ho un fratello che da 20 anni è in stato vegetativo. Aveva 29 anni, ha fatto un incidente stradale, lo assistiamo H24 e capisco cosa vuol dire. Se non hai una rete, se non hai qualcuno che ti aiuta, un'organizzazione, disponibilità finanziarie, non ce la fai. In paese forse il marito aveva parlato di quella situazione difficile da sostenere, ma nessuno avrebbe mai pensato ad un epilogo così violento e tragico. Una famiglia, dice il sindaco, tranquilla. Chi conosceva il marito, la figlia, li ha sempre visti come persone a modo, semplici, ma persone per bene. Quindi immagino che nessuno potesse prevedere che una cosa del genere. Sì, Anna, confermo, abbiamo parlato, io e Nicoletta Rizzetto abbiamo parlato con alcuni vicini di casa, questa sera sentirete le testimonianze, se facciamo in tempo ve le manderemo anche nel corso di questa prima edizione. Vicini di casa che raccontano di una famiglia serena fino a qualche settimana fa, una famiglia normale di lavoratori, grandi lavoratori, una famiglia anche con cui era un piacere parlare, perché
spesso la signora Manuela con la figlia Aurora passeggiavano, portavano a passeggio anche il cagnolino, si fermavano, parlavano un po' di tutti i temi, anche temi di attualità. La signora Manuela era molto informata, molto appassionata anche di alcune questioni per l'appunto di cronaca e di attualità, appassionata a quanto pare anche di fatti internazionali e quindi il dolore, lo shock di questa comunità è doppio, perché nessuno si aspettava un epilogo di questo tipo. Certo, è vero, e fra poco con Nicoletta Rizzetto andremo, pare che in centro nel bar frequentato da Sergio De Zen qualche parola fosse volata sull'eutanasia, sul fatto che era giusto in qualche modo agevolare una morte dignitosa per le persone appunto che non ce la facevano più. È chiaro che da quando c'è stato questo ictus la vita della famiglia De Zen abitante è radicalmente cambiata, quindi da un mese a questa parte sostanzialmente. Per il momento, Anna, è tutto. Se avrò novità e anche testimonianze ti richiederò la linea. Grazie Cristian Arboit in diretta da Maser con Nicoletta Rizzetto. Allora ci riaggiorniamo più avanti, saremo insieme, ve lo ricordo, fino alle 13:30. Andiamo a Valli del Pasubio nel Vicentino, la tragica morte di un'escursionista di 22 anni precipitata per 150 metri ieri mentre tentava una ferrata. Vediamo. Valdastico, ferrata delle Anguane. Da qui è caduta nel vuoto perdendo la vita Martina Benedetti, una escursionista di 21 anni originaria di Valli del Pasubio. La tragedia è avvenuta ieri verso le 13, quando la ragazza ha deciso di intraprendere da sola il sentiero impegnativo verso la cima. Avrebbe dato appuntamento al papà che la stava aspettando alla base dell'itinerario attrezzato che era molto frequentato in quel momento. Infatti a lanciare l'allarme numerosi testimoni che avrebbero visto la ragazza scivolare su un tratto erboso dopo aver superato il ponte tibetano e per cause in corso di accertamento, staccandosi dalla ferrata degli Anelli, non sarebbe riuscita a fermarsi, precipitando per 150 metri più in basso. Immediato l'arrivo delle squadre di soccorritori di Arsiero allertate dal SUEM di Vicenza. L'elicottero di Verona Emergenza ha depositato con il Verricello la squadra medica che però non ha potuto far altro che constatare il decesso della ragazza. La salma è stata infine imbarellata e trasportata al campo sportivo di Valdastico e affidata al servizio funebre e ai carabinieri. Una tragedia che ricorda quella avvenuta lo scorso anno a Crespadoro, dove a perdere la vita scalando una ferrata nei pressi del rifugio Bertagnoli fu un agente di polizia ferroviaria. Sempre ieri un altro escursionista è rimasto ferito a Schio sul monte Baffelan a causa del distacco di un appiglio. È stato recuperato con l'elicottero di Treviso Emergenza e trasportato al rifugio Campogrosso. La cronaca ci porta a Trieste, è stato ritrovato un cadavere ieri, le mani legate e praticamente appeso, impiccato al guardrail, un regolamento di conti con un messaggio ben preciso da lanciare, l'inquietante ritrovamento del cadavere in superstrada. Andiamo a vedere il servizio realizzato ieri dai colleghi di Trieste. Un regolamento di conti compiuto con tutta probabilità da più persone che hanno agito con efferatezza, sprezzanti del pericolo di essere individuati. Le modalità in cui è stato trovato il cadavere lasciano pochi dubbi. I criminali che hanno ammazzato l'uomo, che secondo indiscrezioni sarebbe straniero, volevano che il corpo venisse trovato. Ci sono delle telecamere poste in entrata e uscita della galleria che potrebbero aver inquadrato i responsabili di questo grave episodio di cronaca. Chi ha portato il cadavere lo ha fatto percorrendo questa strada per poi appendere il corpo legandolo alle transenne del guardrail. Quando hanno agito i criminali, da quanto tempo si trovava appeso il corpo e perché lasciarlo lì nei pressi della curva con il rischio di essere visti o anche investiti da altre auto? Forse la zona era già stata preparata per i successivi lavori di manutenzione dal personale dell'ANAS, in modo tale che gli autori del gesto abbiano approfittato di un restringimento di carreggiata per sistemare il cadavere. Alcuni telespettatori che hanno seguito la diretta straordinaria di Tele4 e che sono passati stamattina presto in superstrada hanno raccontato alla nostra redazione di non aver visto restringimenti di carreggiata. Un mistero dai toni inquietanti quello che raccontiamo. Gli investigatori, grazie al personale della protezione civile giunto sul posto, hanno predisposto un gazebo per continuare a seguire le operazioni in attesa che si concludesse il lavoro di recupero del cadavere, reso difficoltoso dalla presenza di cavi elettrici e dalle chiome degli alberi che salgono dalla scarpata.
Tutte le piste dunque rimangono aperte, anche quella del suicidio, ma se qualcuno ha avuto parte nella morte di quest'uomo potrebbe aver tentato la fuga all'estero. Vediamo. Io mi chiedo anche se la Procura a breve non condividerà anche dati e informazioni con la vicina Slovenia, visto che chi ha lasciato lì un cadavere probabilmente sarà fuggito e non è in Italia in questo momento. Cioè, i responsabili potrebbero non essere nel nostro paese in questo momento. D'altronde io voglio lanciare un messaggio, ma immagino voglio anche farla franca. Assomiglia molto anche, potrebbe essere un omicidio su commissione con insomma, l'aiuto di altre persone che addirittura vengono fin dal principio da fuori e quindi magari comunque non sono residenti a Trieste o nella Venezia Giulia. Io mi faccio queste domande. L'ipotesi è suggestiva, ma tutte le piste rimangono aperte, anche quella del suicidio. Il cadavere dell'uomo trovato a penzolare dal guardrail della superstrada è stato portato in obitorio per una successiva analisi sul corpo. Fonti investigative confermano che mani e piedi del malcapitato erano legati, gli occhi bendati e la corda che teneva il cadavere fissata con ganci alla balaustra del guardrail, ma non ci sarebbero elementi certi per escludere la tesi del suicidio. Gli inquirenti rimangono cauti nel confermare o smentire i segni trovati sul corpo dell'uomo, anzi, come da comunicato inviato dall'Arma dei Carabinieri, viene smentita la presenza di evidenti segni di tortura sul cadavere. Gli investigatori non hanno elementi utili a indirizzare le indagini in un'unica direzione. Torniamo in Veneto, a Treviso, attimi di tensione la scorsa sera davanti alla stazione delle Corriere, protagoniste ancora una volta le bande di giovani che ogni sabato pomeriggio arrivano in città. Pare che stavolta la lite sia scoppiata tra due ragazzine. Ho visto solo che c'erano 8 pattuglie e tanta gente, basta. Non ho visto nient'altro perché sono uscita proprio un secondo, c'era massa di persone e poi sono andata via. Centinaia di giovanissimi che si ritrovano in centro al sabato pomeriggio e poi la zuffa, questa volta pare con protagoniste 2 ragazzine. È successo di nuovo ieri sera, poco prima delle 19, nei pressi della stazione delle Corriere in lungo Sile Mattei. Quando scoppia il parapiglia, le forze dell'ordine arrivano in pochi istanti. Il centro è blindato, il nuovo dispositivo di sicurezza disposto dal questore di Treviso fa sì che diverse pattuglie, delle volanti, polizia locale e carabinieri arrivino subito sul posto a sedare gli animi tra il fuggi-fuggi dei ragazzini. I bar chiudono le porte, la gente guarda attonita ed aspetta che i gruppi di baby bulli si disperdano. Alcuni vengono identificati, altri scappano. Poi arriva il temporale, il centro si svuota, i ragazzi tornano a casa lasciando un tappeto di immondizie, un copione che ormai si ripete ogni sabato pomeriggio. Il resto della settimana è molto tranquillo, il sabato escono tutti, il sabato c'è confusione. E a proposito di confusione, adesso ci spostiamo in Piazza San Marco, un posto in cui mai ci si aspetterebbe di vedere una lite in corso, invece così è accaduto. Ci racconta tutto il nostro Filippo Fois. Filippo, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Claudio Verniere, che è il presidente dell'associazione Piazza San Marco, e il suo locale, tra l'altro il Todaro, è proprio di fianco al Caffè Chioggia, che è quello che vedete alle nostre spalle, con i tavolini pieni di clienti peraltro, nel quale è avvenuta questa rissa giovedì. Noi abbiamo provato anche a parlare con i titolari del caffè, ci hanno detto che può parlare solamente il proprietario in questo momento non c'è, non si sa quando ritorna, per cui insomma dobbiamo accontentarci un po' di quello che abbiamo visto da questo video che ha fatto il giro, è diventato virale come si dice adesso, perché una rissa in quello che è il salotto buono della città raramente si era vista. Beh, per fortuna sì, è una cosa rara, è una cosa che bisogna assolutamente comunque condannare, non è bella né per il caffè né per la piazza. Poi è ovvio che bisogna entrare nelle specifiche della dinamica, però è anche vero che chi appunto lavora col pubblico spesso deve mordersi la lingua e mantenere il controllo, cosa che evidentemente non è successo. E poi si è passata dalle parole ai fatti, però ma si è capito qual era il motivo del contendere, per così dire? Ma c'è stata sicuramente un'incomprensione tra i clienti che pretendevano qualcosa che il caffè non poteva dargli, evidentemente c'è stata una reazione eccessiva e da lì la reazione dei dipendenti del caffè. Quindi io ho avuto modo di parlare col titolare, che era ovviamente dispiaciuto per questa pubblicità negativa e per l'accaduto. Sta di fatto
detto che lui è dell'idea che i suoi dipendenti, pur avendo esagerato, si siano difesi da una situazione che purtroppo nel video non si vede. Ripeto, è una brutta pubblicità e bisogna cercare di stemperare gli animi e capire che questa città, anche per l'overtourism, spesso e volentieri esaspera gli animi sia delle persone che la città la vengono a visitare, sia di chi con il turismo vive e lavora. Noi abbiamo visto un po' di tutti i colori in questi ultimi anni, soprattutto il cosiddetto turismo cafone, con gente che si tuffa, si getta dai palazzi, fa qualsiasi cosa, gira in scooter addirittura per le zattere, chi era arrivato in macchina anche in un campo di Venezia. E poi abbiamo visto però anche delle risse piuttosto gravi a Piazzale Roma, per esempio a Rialto, dove ci sono stati alcuni accoltellamenti. Adesso diciamo che questo malcostume sembra che stia arrivando anche in piazza, perché alla fine sul banco degli imputati sale proprio questo sovraturismo che sta portando in città praticamente di tutto. Sì, non paragonerei quello che è successo a Piazzale Roma con questa piccola rissa. Però diciamo che si parla proprio di come è gestito. È evidente che stanno accadendo delle cose nell'ultimo periodo che io, che sono veneziano e che ho 46 anni, non ho mai vissuto prima. Quindi è una città che inizia ad avere delle situazioni di pericolo che precedentemente non aveva. Abbiamo delle situazioni di poco decoro, quindi come giustamente si diceva prima, persone che si tuffano, persone che mangiano, persone che fanno la qualsiasi, e tutto ciò non è positivo per l'immagine non solo della città, ma anche che l'Italia dà all'estero. Nel frattempo, tra l'altro, sappiamo che si stanno costruendo nuovi alberghi, o si stanno per costruire nuovi alberghi, e proprio questo mese il numero di residenti è sceso sotto il numero, cioè è stato superato dal numero dei posti letto per turisti. Io direi che per ora da Venezia è tutto. Anna, ti restituirei la linea. Grazie al nostro Filippo Fois. Fa specie davvero vedere un video di questo tipo, con la violenza consumata tra chi lavora lì in Piazza San Marco e dei clienti, ma poi insomma vedremo, Filippo, se avrai modo di intercettare il titolare del bar per poter avere ulteriori spiegazioni. Facciamo un passaggio legato al maltempo che ha colpito la nostra regione sabato sera. I danni sono stati ingenti, ci sono stati anche 2 feriti, dunque ci spostiamo nel Padovano, andiamo a Borgorico, guardate. Non solo case e strutture, la tromba d'aria e il violento nubifragio che sabato pomeriggio si è abbattuto su Borgorico e in generale nell'Alta Padovana ha provocato danni anche all'agricoltura. Il territorio porta ancora i segni delle disastrose tempeste di luglio con grandine di grossa dimensione che ha provocato danni milionari in gran parte della provincia. Il forte vento questa volta ha sferzato una vasta zona. Nelle aziende agricole è in corso la ricognizione su serre, capannoni per il ricovero attrezzi sui tetti delle stalle, ma anche sulle coltivazioni in pieno campo. Secondo i responsabili di Coldiretti, una stima precisa dei danni sarà possibile nei prossimi giorni. Questo è un periodo di raccolta di frutta e ortaggi e di vendemmia, è il periodo centrale delle attività stagionali e ulteriori danni dopo l'estate già funestata da forti e sporadici temporali e grandinate proprio non serviva al comparto, reduce dal periodo di siccità che invece aveva contraddistinto il 2022. I cambiamenti climatici non si possono più sottovalutare, per Coldiretti servono investimenti anche grazie al PNRR per la manutenzione, il risparmio, il recupero e utilizzo delle acque. E di PNRR parleremo tra poco, ma vi facciamo vedere, sempre legato a Borgorico, al maltempo, il live realizzato dalla redazione di Padova. Vediamo. Intanto mi dicono che c'è un problema alla regia, allora nel frattempo vi do conto di un'operazione della Guardia di Finanza di Treviso, che dopo la segnalazione dei parenti di un defunto ha scoperto un trevigiano che ha rubato fino a 4.000 euro di soldi nel conto corrente facendo degli acquisti online sul conto di un medico defunto. Oggi la notizia diffusa dalla Guardia di Finanza attraverso una nota stampa, poi ovviamente questa sera vi daremo tutti i particolari di questa operazione. Intanto andiamo a vedere di nuovo Borgorico, se la regia mi dà l'ok, andiamo a sentire la nostra Chiara Gagliani.
Siamo con il sindaco di Borgoricco, Alberto Stefani. Questa è via Stradon, via Piovega, un evento limitato per fortuna, ma davvero terribile. Un evento localizzato che però ha fatto danni ingenti in questo territorio, in questa parte di territorio, soprattutto per quanto riguarda tetti delle case. Adesso stiamo cercando di agevolare lo smaltimento dei rifiuti con più passaggi. Oggi facciamo un passaggio generale, poi passeremo singolarmente per ogni casa. Ecco, alcune di queste abitazioni hanno l'assicurazione, alcune di queste famiglie, altre no. Come comune come state intervenendo? Noi stiamo mettendo a disposizione tutte le strutture possibili, ci siamo interfacciati con la Regione del Veneto ovviamente per dare la possibilità appunto di aprire eventuali stati di calamità. Ora siamo a totale disposizione degli abitanti, nel corso delle prossime ore potremo aggiornare anche loro sullo stato dell'arte. Ecco, in totale quante famiglie sono state coinvolte? Avete fatto una prima stima? Ma con una prima stima siamo tra le 20 e le 25 famiglie, quindi tra le 20 e le 25 abitazioni, e consideriamo che questa stima deriva appunto da un fenomeno localizzato. La paura che c'è stata è che questo fenomeno interessasse una porzione più vasta del territorio, con rischi anche alle persone, perché danni di questo tipo potrebbero essersi verificati anche a danno dell'incolumità fisica di alcune persone. Ecco, ci sono stati danni anche al patrimonio pubblico, sindaco, abbiamo visto dei segnali stradali di sicuro. Sì, danni limitati fortunatamente, quindi diciamo che è stato un pericolo scampato se dobbiamo fare un'analisi complessiva. Però ora ci sono delle famiglie che hanno dei danni e noi cerchiamo di agevolarli, di essere al loro fianco il più possibile. Poi c'è stata anche, chiudiamo, il problema dell'energia elettrica. Fino a tarda notte molti non ce l'hanno avuta. Sì, lì dobbiamo assolutamente ringraziare la Protezione Civile, Enel e i Vigili del Fuoco, i Carabinieri che sono intervenuti fino a tarda notte. L'energia elettrica è stata ripristinata attorno alle 11:40 della notte dell'evento. Era caduto un traliccio che ovviamente in una zona periferica come questa provoca l'interruzione dell'energia elettrica. Siamo riusciti a ripristinarla nel più breve tempo possibile tramite un generatore che vedete lì in fondo. Ecco, allora con il collega Francesco Rattai abbiamo fatto anche un giro di quello che è accaduto 2 giorni dopo di fatto. Allora andiamo a vedere davvero, a toccare con mano quello che è accaduto a Borgoricco. Deve rompere le cose qua. Incredibile. Un attimo. Non ho fatto tempo di chiudere una finestra. L'attimo che chiudevo la finestra si è contorta e ho visto sparire tutto. Capannone da ieri mattina che ho i muratori che stanno lavorando e trovarli di domenica mattina. Tra via Stradone e via Piovega gli addetti di Etra sono al lavoro da questa mattina. Ieri c'era stata tutta l'opera di pulizia da parte dei residenti. Ne abbiamo sentiti alcuni. Sentite per esempio questo imprenditore, questo ristoratore che ha chiuso il suo ristorante per 2 giorni, sabato e anche domenica. Lino De Marchi è il titolare del ristorante Quinto Vizio. Voi sabato e domenica avete chiuso? Sì, siamo stati costretti a chiudere perché sabato sera è successo quello che è successo e in più sì, eravamo inagibili sia sabato che domenica. Quindi sì, abbiamo perso due bei giorni perché sabato sera avevamo il pieno e domenica lo stesso. Quindi un weekend proprio perso. Oltre ai danni, diciamo, materiali, abbiamo avuto anche danni economici. Quindi avendo recuperato tutto il pesce per il weekend e per le prenotazioni, ci è toccato buttare via tutto. Avete fatto un calcolo? Saremo sui 20.000 euro tra danni economici e danni materiali. Cosa state raccogliendo? Adesso facciamo un primo giro con materiale, diciamo, di plastica, legno e ferro. Poi successivamente andremo a completare gli altri rifiuti. La forza del vento ha abbattuto anche questo albero. È davvero impressionante vedere dei rami che avranno un diametro di almeno 20-30 centimetri completamente a terra. In questa zona la tromba d'aria ha battuto davvero molto molto forte. Era un vostro ricordo, era un po' un simbolo della vostra casa? Sì, l'aveva piantato mio marito e sì.
Se tenevo tanto a queste cose, ricordi belli, però bisogna accettare tutto. Però non pensavo mai di vedere queste cose, questi disastri. Non pensavo mai. Si sta male, sono 2 notti che non dormo, non riesco a mangiare. È brutto. Danni di migliaia di euro in quasi tutte le abitazioni, residenti, cittadini che stanno cercando di metabolizzare quanto è accaduto. A Borgoricco queste giornate le ricorderanno davvero per molto tempo in questa piccola area. Ecco, da Borgoricco davvero è tutto. Ringrazio il collega Francesco Ratai e restituisco la linea allo studio. Ecco il reportage della redazione di Padova con la nostra Chiara Gaiani, Francesco Ratai, grazie ai colleghi di Padova, ma restiamo proprio a Padova perché Padova insomma ha un primato poco edificante, quello di essere una delle città più inquinate d'Europa, ma ci racconta tutto la nostra Valentina Visentini. Buongiorno Valentina. Buongiorno da Padova, purtroppo sì, una triste conferma quella che la nostra aria, l'aria che respiriamo tutti i giorni, è tra le peggiori non solo d'Italia ma questa volta purtroppo anche d'Europa, e siamo in compagnia di altre città del Veneto perché anche Verona è messa leggermente meglio, ma proprio sono quasi allo stesso livello con Padova. In realtà tutta la pianura padana è tra le peggiori, a dirlo l'ultimo report della rete europea di data journalism insieme ad un'emittente tedesca, la Deutsche Welle, che ha analizzato le foto satellitari e si vede proprio come la pianura padana ancora una volta è tra le zone più inquinate per lo smog, i livelli di ozono e PM10. Qui con me c'è Luigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente Veneto. Insomma, questa conferma che la nostra città si respira davvero un'aria pessima. Beh, l'ennesima conferma con dei dati ufficiali sono quelli del satellite Copernicus, che ci dicono un'informazione importante: intanto dove ci sono le centraline, perché il dato si misura, non ne farei una gara fra città, ma si misura dove c'è la centralina e dove si misura quell'inquinante. Quindi direi ai cittadini che non stanno a Padova in città e non stanno a Verona in città, ma stanno nella provincia e in tutta l'area di pianura, così come a Rovigo o quelle che non sono citate, Vicenza e Venezia, che purtroppo loro non sono esenti, come tutti noi, da una qualità dell'aria che purtroppo fatica molto a migliorare. Il dato del PM2,5 è un dato importante perché è un particolato fine, quindi uno di quelli che dà più problemi, più rischi per la salute, insieme a tutto il secondario che viene sviluppato in questi territori e che da quelle mappe emerge chiaramente come essere diffuso senza limite. Insomma, ecco, non ci sono confini per l'aria, non ci sono barriere, il limite è solo quello geografico e la pianura padana è un catino, lo ripetiamo da tempo, e accumula molti inquinanti. C'è da ricordare che in quest'area risiede la stragrande maggioranza della popolazione, che il territorio costruito nella maggioranza del nostro paese sta nel nord, quindi nell'area di pianura padana, che la stragrande maggioranza delle imprese produttive risiede e produce in quest'area del paese, e che praticamente la quasi totalità degli allevamenti intensivi, dell'agricoltura intensiva, si sviluppa in quest'area. Ecco allora che serve non tanto lanciare l'ennesimo allarme, perché non è una novità che l'aria non sia pulita, serve dire e decidere quali sono le aree di intervento, e su questo Legambiente da tempo sta sostenendo che bisogna intervenire con più decisione sia a livello nazionale, a livello governativo, con maggiori risorse, ad esempio per il trasporto pubblico. Lo stiamo vedendo anche in questo periodo, la grande difficoltà del trasporto pubblico, dove bisogna mettere risorse per far andare più mezzi pubblici e togliere le auto private. E poi serve invertire la rotta in agricoltura in particolare, perché le emissioni dell'agricoltura, che sono quelle dell'ammoniaca, che è un inquinante secondario, si compone e poi forma il PM in atmosfera, è una delle più importanti, insieme a quella, ripeto, dell'inquinamento che viene dalle auto, dal trasporto privato. Ecco, nonostante le temperature, perché adesso c'è ancora, siamo in autunno, ma insomma fa ancora caldo, ma fra poco si accenderanno anche i riscaldamenti, quindi ci prepariamo al periodo invernale. Si può fare qualcosa anche a livello di incentivi per sostituire le vecchie caldaie? Questo si può fare e si sta facendo, ma serve invece far partire quello che è un altro
altro capitolo diciamo di intervento, che è quello legato alla direttiva Case Green, così conosciuta, per cui dobbiamo riqualificare il patrimonio edilizio non solo per renderlo migliore e più bello, ma per renderlo più efficiente e a meno consumo di energie che non vengono da fonti rinnovabili, e quindi ovviamente dal petrolio e ovviamente dal carbone, che oggi ancora produce per riscaldare, diciamo che ancora si usa per riscaldare le imprese, le aziende e anche le nostre case purtroppo. La legna è una componente che si usa anche in pianura e su questa bisogna intervenire con il cambio delle caldaie, ma anche con un utilizzo consapevole e efficiente delle stufe a legna, perché spesso un uso diciamo poco consapevole fa aumentare le emissioni in atmosfera, che però sono di PM10, in particolare ricordo quelli della legna, e non di PM2,5, che invece viene molto dai veicoli, dai motori. Allora noi chiediamo, ripeto, che il governo si concentri non tanto sul nucleare sostenibile e su le estrazioni ad esempio di idrocarburi e di gas a largo delle nostre coste, che paiono essere in ripresa e ai quali ci opporremo sicuramente, e si concentri invece su cambiare i sistemi di mobilità, incentivare il trasporto pubblico con maggiori risorse, che sono molto poche e che anche le regioni fanno fatica a ridistribuire, ma anche le regioni devono contribuire con risorse aggiuntive a far partire la direttiva Case Green e quindi a intervenire sul patrimonio pubblico, a partire da quello diciamo pubblico, ma poi per arrivare a quello privato con degli incentivi concreti. Il superbonus poteva aiutare, ma senza entrare nel dettaglio del superbonus troviamo uno strumento che possa sopperire diciamo a quella necessità, che è quella di cambiare i sistemi di approvvigionamento energetico. E poi torno a dire, l'agricoltura, serve intervenire sull'agricoltura per la gestione delle deiezioni animali, e quindi la zootecnia, che è uno dei comparti che impatta maggiormente sulla qualità dell'aria, e anche sull'agricoltura intensiva, che utilizza dei prodotti che poi fanno emissioni in atmosfera e che vanno a comporre questo mix molto pericoloso per la salute. E allora ringraziamo Luigi Lazzaro per questo intervento, e da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentina e al suo ospite. Tra l'altro tra poco, tra circa mezz'ora, avremo con noi in collegamento l'assessore all'ambiente e ai trasporti Andrea Aragona, proprio della città di Padova, a cui restituiremo in qualche modo le parole del direttore di Legambiente Luigi Lazzaro, e parleremo con lui di trasporto pubblico locale. Abbiamo visto che con l'avvio del nuovo anno scolastico non sono mancati problemi legati appunto al trasporto pubblico locale, peraltro in tutto il Veneto li abbiamo documentati. Proveremo a capire, oltre al personale, ai costi, gli aumenti, quindi i costi del biglietto, quali sono i problemi e che cosa può fare l'amministratore pubblico per sanarli. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, poi qui con noi con CNA e Matteo Ribonna. Tra poco. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, ancora ben ritrovati, la cronaca in primo piano di questa edizione del telegiornale, ma ripartiamo lanciando il sondaggio di Ring di questa sera, in conduzione come sempre il vice direttore Ferdinando Avarino, ed è un anno di governo Meloni, dunque la necessità di iniziare a fare un bilancio di questo primo anno di governo. Questo è il tema del sondaggio, chiedo alla regia, ve lo facciamo vedere così potete avere tutti i riferimenti per partecipare al sondaggio. La chiamata è evidentemente gratuita, il sì allo 0422 16 26 691, il no con lo 0422 16 26 690. Meloni promossa, diteci la vostra. Intanto io vi presento il nostro primo ospite, ci ha raggiunto in studio Matteo Ribonna, segretario regionale della CNA del Veneto. Matteo, buongiorno. Buongiorno a lei, telespettatori. Senta, non posso fare altro che chiederle magari anche un passaggio, parleremo tra pochissimo di assemblea, ma ha sentito il sondaggio, no? È il primo anno di governo Meloni. Facciamo un bilancio anche per gli artigiani, è un po' presto evidentemente, no? Perché le riforme prima di entrare nel tessuto del territorio richiedono tempo, ma com'è stato quest'anno per voi? Come lo valutate? Lo valutiamo nel merito, dal punto di vista dell'attenzione possiamo dire che dal punto di vista dell'ascolto e dell'attenzione al nostro mondo c'è stato un atteggiamento positivo
che apprezziamo e su tanti passaggi, su tanti provvedimenti, su tante questioni in qualche maniera è stata anche tenuta in considerazione la voce del mondo della piccola impresa e dell'artigianato. È chiaro che le aspettative sono molte e tante cose devono ancora essere avviate o comunque ci sono ancora delle indicazioni di massima, ma poi calare a terra queste operazioni penso che ci vorrà ancora tempo, quindi la prova dei fatti un po' alla volta deve arrivare con i prossimi mesi, tenendo conto che la situazione generale, sia dal punto di vista del contesto europeo, sia dal punto di vista delle problematiche strutturali del territorio italiano, non ci lasciano tanti margini d'attesa. Dobbiamo cominciare a muovere ancora alcune leve e penso che la prossima finanziaria sarà un campo molto importante di prova. Per gli artigiani questo governo, voi puntate molto anche sulla defiscalizzazione, la riforma fiscale potrebbe darvi nuova luce anche alla luce insomma, degli aumenti dei costi di produzione enormi che avete avuto negli ultimi 2 anni, segretario. Tenga conto che sulla riforma del fisco c'è una discussione che va avanti da molto tempo, noi abbiamo dato tutta una serie di considerazioni molto pratiche, questa riforma in qualche maniera cerca di essere ampia su alcune considerazioni, poi entra nel merito di alcuni aspetti. È chiaro che il fisco non deve essere un ostacolo all'azione dell'impresa, ma deve essere qualcosa che in qualche maniera aiuta anche a sostenere la comunità nell'ambito generale e da questo punto di vista è cambiato un po' anche l'atteggiamento all'interno del nostro mondo su alcune questioni, quindi dobbiamo fare in modo che ci sia consapevolezza del fatto che stiamo contribuendo tutti, ma non deve essere un ostacolo troppo grande. Allora, venerdì CNA in assemblea, il tema grande, quello dell'innovazione e della sostenibilità, cioè anche il mondo dell'artigianato è chiamato a delle prove importanti. Parlerete di PNRR evidentemente venerdì. Parleremo partendo dalle persone, per cui alla fine tutti questi campi in qualche maniera saranno toccati direttamente. Il punto centrale è legato a come questa dinamica legata attorno alle persone poi agisca anche in termini di competitività, di sviluppo e di modo di affrontare poi le questioni più importanti. Il PNRR si chiama Next Generation e quindi è una misura che deve guardare al futuro delle nostre imprese, al futuro anche dei nostri giovani, comunque del territorio. Per cui è normale che entreremo nel merito di cosa sta succedendo con questo grande programma dove noi siamo attori non protagonisti, perché in qualche maniera le riforme stanno viaggiando su una dinamica molto legata alla pubblica amministrazione e molto legata a tematiche che devono ancora trovare, per quanto riguarda il nostro mondo, una concreta partecipazione. Abbiamo fatto delle proposte molto importanti, tra cui c'è quella legata all'autoproduzione, per cui l'installazione di pannelli fotovoltaici al di sopra di tutti i capannoni del mondo artigianale e non solo, ed è un'azione che inverte il ragionamento in un ambito molto pratico che ci aspettiamo possa trovare poi. Quindi ci illustra questa proposta, così la spieghiamo ai telespettatori. L'abbiamo fatta quando abbiamo cominciato a discutere delle problematiche legate all'energia che sono ancora all'ordine del giorno. Noi sappiamo che soddisfare da un certo punto di vista le difficoltà della crescita del prezzo dell'energia e del gas non ci sarà mai un importo sufficiente per aiutare. Dobbiamo ragionare nel campo dell'autoproduzione, cioè invertire la rotta e cominciare a fare in modo che dove possiamo ci sia la possibilità di produrre. Allora abbiamo pensato che i tetti dei capannoni delle nostre imprese siano la cosa più pratica da fare, quindi sostenendo con un credito d'imposta questo tipo di azione possiamo innanzitutto essere coproduttori e fare in modo che questa cosa possa incentivare tutto il mondo dell'ambito delle comunità energetiche, tutto il campo d'azione che in qualche maniera cambia un po' di prospettiva rispetto al fatto di essere dipendenti a livello internazionale nel campo energetico. Senta, un altro tema che riguarda il PNRR lanciato proprio dagli artigiani del Veneto, il fatto che è ad esempio anche il progetto della pista da bob di Cortina con un'asta andata deserta ci racconta come spesso questi progetti con questi bandi per le grandi opere taglino fuori il lavoro artigiano che spesso si compone di piccole e medie imprese e voi avete proposto di come dire, suddividere, no? Fare tanti piccoli bandi per poter gestire insieme un'unica opera, è corretto?
Guardi, le faccio una fotografia. Noi abbiamo analizzato 6.000 bandi a livello nazionale legati poi agli appalti in 28 città d'Italia. La fotografia che ci viene restituita è che solo il 17% è affidato a piccole imprese e microimprese, che sono il 98% del tessuto produttivo italiano. Allora, se noi partiamo da questa fotografia, capiamo che dobbiamo ritararci. Il PNRR, quali sono i problemi del fatto che i bandi vanno deserti? Beh, intanto il fatto che comunque le stazioni appaltanti, per evitare aspetti burocratici, per semplificare la modalità, hanno fatto bandi di una entità molto consistente, che sono difficilmente aggredibili da piccole imprese anche in forma consociata o comunque in ambito di consorzio. E questo è il primo punto. Secondo, vengono fatti in un momento nel quale l'ambito delle materie prime, il costo del personale, l'evoluzione del mercato in qualche maniera subiva delle fluttuazioni molto importanti e quindi fuori dalla dinamica di concretezza rispetto all'andamento del mercato. Chi è che si mette a ragionare in una situazione di difficoltà sapendo che poi le opere vanno avanti di qualche anno? Terzo elemento importante, eravamo tutti impegnati a lavorare nel campo del super bonus e dei vari bonus e non lo stavamo facendo per divertimento, lo stavamo facendo perché c'era una richiesta molto importante, poi con tutte le difficoltà e gli ostacoli che abbiamo visto nel corso di questi mesi e di questi anni ormai, perché è passato qualche anno. Quindi adesso l'operazione deve essere in qualche maniera ritarata. Noi abbiamo proposto che ci sia una suddivisione per lotti funzionali, in modo che ci sia la possibilità di far concorrere le imprese. Bisognerebbe ragionare sulla rivisitazione anche dei costi, dei prezzi legati un po' all'andamento della situazione del mercato, cioè bisogna trovare una modalità per spendere questi soldi concretamente e non solo rischiando che i comuni che hanno grandi aspettative e anche grandi esigenze si trovino poi costretti a dover rinunciare ai finanziamenti perché nessuno è in grado di realizzare queste opere, o peggio ancora rischiamo che le opere vadano fatte da soggetti o dinamiche multinazionali che non sono in grado poi di restituire al territorio anche un secondo elemento che noi riteniamo importante, che è quello poi del fatto che vengano coinvolte imprese del territorio e che rimangano nel territorio queste risorse. Voi avete creduto molto nel PNRR, no? Quando è stato annunciato. Sì, ci abbiamo creduto perché in realtà se noi partiamo dal fatto che serviva per cambiare anche un po' l'impostazione burocratica del nostro paese e in qualche maniera allentare alcune zavorre che nel corso di tutti questi anni hanno un po' ridotto la competitività e la relazione poi anche di velocità che si aspettano le imprese, ci abbiamo creduto ma ci crediamo ancora perché abbiamo un obiettivo, cioè noi dobbiamo pensare alle nuove generazioni e dobbiamo pensarci fino in fondo, quindi non possiamo permetterci di essere rassegnati, lo dobbiamo fare perché alla fine dobbiamo anche pensare che tutto questo debito, tutte queste risorse che non sono state regalate ma che sono in qualche maniera consegnate anche allo sforzo futuro, producano dei risultati di miglioramento complessivo. Non è facile, però alcuni elementi di correzione li possiamo fare anche strada facendo, sapendo che... Lei ha parlato di nuove generazioni, un altro tema che coinvolge ovviamente tutto il comparto artigiano è quello del passaggio generazionale, no? Siamo davvero in un momento clou, anche perché sappiamo che in Veneto ci sono davvero i grandi mestieri, cioè ci sono gli artigiani che sono sopravvissuti molto di più in Veneto rispetto che in altre regioni d'Italia. Come siamo messi con questo passaggio generazionale? Siamo messi in grossa difficoltà, nel senso ci sono che aziende che sono al limite secondo lei? Siamo in una situazione nella quale gli artigiani anagraficamente stanno invecchiando, non è facile una trasmissione a livello del contesto familiare perché molto spesso anche i figli hanno avuto percorsi formativi diversi e quindi dobbiamo riuscire a trasmettere ad altre persone che lavorano attualmente nelle aziende o che hanno intenzione di intraprendere l'idea di mantenere e migliorare o rafforzare queste competenze. Una strada che abbiamo individuato con la Regione è stata quella dei maestri artigiani. Sì. Lungo questa strada noi ci stiamo spendendo in maniera molto importante, la Regione si è spesa in maniera importante, però c'è una necessità di un cambio culturale perché alla fine dobbiamo incrociare le esigenze e le aspettative dei ragazzi con quello che in realtà hanno costruito per molti anni le persone che hanno fatto grande il Veneto. Quindi se noi non riusciamo a spaccare questo cortocircuito
fondamentalmente perdiamo la nostra competitività di territorio, perdiamo la nostra competitività dell'artigianato, che poi alla fine è quello per cui ci hanno conosciuto nel mondo, cioè alla fine l'artigianato è quello che ha portato avanti. C'è un gap formativo secondo lei, Ribon, in questo senso? Anche in parte perché la dinamica di relazione che gli istituti tecnici e l'ambito della formazione professionale aveva con le imprese in qualche maniera si è un po' sfilacciata. Qualcosa è stato recuperato grazie all'inserimento degli ITS, che però riguardano una formazione post diploma. Adesso anche il governo sta avendo un'attenzione particolare all'idea che comunque l'ambito della formazione professionale non è una formazione di serie B e bisogna incrociare il fatto che bisogna elevare anche la cultura e le competenze dei ragazzi con la capacità manuale o comunque l'applicazione all'interno delle imprese. Questo è uno sforzo che va fatto mettendosi in gioco e probabilmente lo devono fare gli artigiani e in parte lo stiamo spingendo. Lo devono fare i ragazzi, ma lo devono fare anche le famiglie, quindi da un certo punto di vista da questo punto anche il governo e la regione stessa stanno cercando in qualche modo di ascoltare questa esigenza, questo grido che viene anche dal tessuto produttivo, perché se perdiamo l'anello di trasmissione probabilmente non riusciamo più a ricostruire quelle competenze, perché le nuove imprese che non hanno trasmissione di competenze sono su altri campi interessanti, importanti, più legati al digitale, più legati a alcuni altri settori, robotica o ambiti di sostenibilità che sono importantissimi, ma devono essere agganciate anche in una dinamica evolutiva con quello che ha fatto importante questo territorio. Non possiamo disperderlo. Senta, in termini di competitività, produttività, secondo lei noi abbiamo un problema forte legato alla logistica, cioè state soffrendo, abbiamo visto che insomma, i blocchi al Brennero saranno per tutto il 2024, quindi l'export è evidentemente molto a rischio, tocca molto anche la produzione artigiana? La tocca perché alla fine noi le merci le dobbiamo portare in giro. Le dobbiamo portare in giro in primo luogo nei paesi dove noi abbiamo una relazione commerciale strutturata, che è l'Europa, il centro Europa in particolare. Poi abbiamo anche dinamiche di filiere internazionali, ma se pensate che il Veneto è una realtà che è incrociata sia dai corridoi europei dal punto di vista stradale, sia da quelli dal punto di vista marittimo, sia dal punto di vista poi delle relazioni anche con gli interporti, il porto, cioè questa cosa qui noi la dobbiamo mettere insieme in una nuova progettazione. Allora, abbiamo bisogno di un altro sbocco a nord? Probabilmente sì, bisogna capire come lo costruiamo. Abbiamo bisogno di dire all'Austria che la dinamica di relazione deve essere ritarata e in un contesto europeo non può essere che uno chiude le frontiere perché vuole tutelare il proprio territorio. Questo vale per tanti altri campi anche. Ecco, questa cosa qui per noi è fondamentale perché senza la logistica non riusciamo a sostenere le filiere lunghe, che le filiere poi alla fine sono quelle che trainano la competitività del nostro territorio, del nostro paese, dai distretti alle filiere fino ad arrivare poi anche all'esportazione diretta che fanno le imprese che hanno cominciato ormai ad avere sotto gli occhi tutto il mondo oltre che il contesto europeo. E il mondo ha sotto gli occhi anche il problema segretario della manodopera, no? Stiamo parlando davvero ormai da diverso tempo della gestione dei migranti e aziende artigiane fanno fatica ad avere manodopera per fare un certo tipo di lavori. L'ipotesi formazione dei migranti, ne abbiamo bisogno, di quanti? La gestione in questo momento vi soddisfa? Come la vedete? Sempre nel quadro dell'anno di governo Meloni, ma in generale c'è un problema di manodopera che deve essere risolto. È un tema molto delicato, molto complicato, nel quale noi non possiamo entrare in una dinamica né di agora politico né di breve e brevissimo termine. Ma gli artigiani del Veneto prenderebbero, formerebbero dei profughi richiedenti asilo, lo farebbero?
Allora, gli artigiani del Veneto in realtà hanno la capacità di formare qualunque tipo di persona e da un certo punto di vista abbiamo già avuto dei progetti di sperimentazione in questo campo, abbiamo già dei percorsi di inserimento su figure diverse, anche magari con dinamiche di svantaggio legate poi al progetto GOL che vengono fatte in diversi campi. Cioè, il tema è bisogna capire quali sono le regole con le quali si ragiona, perché se noi facciamo un'operazione per la quale domani mattina deve essere tutto sulle spalle dell'impresa e non c'è un coordinamento strutturato a medio e lungo termine, probabilmente nessuno avrà né l'interesse né la capacità di gestire una dinamica così complicata. Dobbiamo sicuramente pensare che questo problema non ce l'avremo dall'oggi a domani, così come non è nato qualche giorno fa. Dobbiamo ragionare su discussioni e prospettive a medio e lungo termine. Ritorno su questo passaggio perché il campo anche della formazione dei migranti è un campo molto delicato, perché non implica solo la capacità di trasferire abilità manuali, ma riguarda la persona, riguarda la sua storia, la cultura, l'integrazione all'interno dei contesti formativi di quelli che saranno poi magari i figli o comunque l'inserimento nella società. Quindi lei dice artigiani pronti a formare, ma non da soli, non lasciateci soli, con l'aiuto però del governo, cioè con l'aiuto, se ognuno fa la sua parte, potenzialmente la bottega artigiana può tornare ad essere luogo di formazione. La bottega artigiana è per sua natura luogo di formazione, ma non può pensare di gestire la formazione solamente all'interno della propria struttura. Bisogna che ci siano dei percorsi di accompagnamento culturale, di lingua, di trasferimento di competenze di educazione civica, tutta una serie di cose preliminari che non possono essere banalizzate, perché altrimenti il rischio è che la persona inserita così solo per la parte manuale operativa possa produrre danni a se stessa e anche al contesto aziendale. Tutto questo è un tema che dobbiamo affrontare insieme alle istituzioni in una discussione dove non c'è bianco e nero, ma dobbiamo iniziare a fare un ragionamento su una serie di scale di grigi che mi pare che in questa fase siano difficili da mettere in fila, quindi dobbiamo metterci in un ragionamento più strutturato. Quindi lei dice mettiamoci in ascolto, più ascolto, più dialogo da questo punto di vista. Allora, assemblea venerdì, diamo un po' le coordinate. L'assemblea si svolgerà nel cuore del distretto della Riviera del Brenta, nella Villa Foscarini Rossi. Alla sera, a partire dalle 18, avremo degli ospiti importanti, perché ci sarà il viceministro Valentini per parlare del Made in Italy, ci sarà il presidente della regione Luca Zaia e poi ci sarà un intervento importante anche da parte di Marco Paolini, che è in grado sicuramente di narrare e di raccontare anche dinamiche del nostro mondo con un linguaggio diverso, il tutto accompagnato da una presenza importante delle relazioni del nostro presidente nazionale e regionale che faranno in una cornice importante tutto questo diciamo, rilevante per il contesto dell'artigianato e anche delle Riviera relazioni. del Brenta, tra l'altro segretario che ha dei distretti importanti dalla calzatura, ma non solo, no? Anche qui innovazione e sostenibilità sono il futuro. È una realtà conosciuta in tutto il mondo, perché ha saputo negli anni anche rimanere radicata al territorio. Tante grandi griff sono venute qui. Adesso bisogna capire come noi facciamo in modo che questo investimento possa essere collegato a un'ulteriore innovazione, per cui c'è la parte formativa dei giovani, c'è anche un legame molto forte col territorio che deve rimanere. Ecco, questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, perché dobbiamo fare in modo che le risorse e la ricchezza che viene prodotta rimanga nel territorio per generare un miglioramento delle condizioni di vita della nostra comunità. In ultimo le chiedo, a proposito di risorse, oggi Consiglio dei Ministri si vota per un aiuto ai rincari dell'energia che hanno colpito anche voi. Ci sarà qualcosa anche per gli artigiani? Beh, qualcosa sicuramente potrà essere inserito. Certo che le risorse non saranno mai sufficienti, questo lo ripetiamo più volte, perché quanti sono le risorse che sono state messe per abbattere il costo delle bollette e il beneficio reale che c'è stato all'interno del contesto e anche della popolazione, della parte della popolazione più povera, è stato sicuramente parziale. Quindi per invertire lo schema io tornerei a una dinamica di cambio dell'approccio al mondo dell'energia, perché secondo
continuiamo a essere dipendenti, probabilmente nessuna auto elettrica riuscirà a essere attaccata ad una spina. Grazie Matteo Ribon, segretario regionale CNA del Veneto, per essere stato con noi. Allora adesso ai telespettatori faccio vedere l'intervista, sempre per tornare in tema manodopera, migranti, gestione dell'emergenza, professionalità di cui il territorio ha bisogno. Vi facciamo sentire un passaggio di De Cassan proprio sui profughi. Vediamo. Utilizziamoli per il lavoro in albergo. Pragmatismo è la parola chiave che piace agli imprenditori del turismo veneto di fronte all'emergenza dei migranti che continuano ad arrivare nel nostro paese. Impieghiamoli nelle strutture ricettive alle prese con una cronica carenza di manodopera, dice Walter De Cassan, vicepresidente di Federalberghi Veneto e presidente degli albergatori bellunesi. Abbiamo due ordini di problemi. Il problema dell'impiego di lavoratori negli alberghi, che è complesso trovarli, e abbiamo il problema di questa immigrazione che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Quindi mettiamo assieme le due cose, vediamo di far convergere questi due problemi e trovare una soluzione ad entrambi. Diverse le professionalità richieste dagli albergatori, alcune altamente qualificate come ad esempio cuochi, operatori di sala, receptionist, altre molto più semplici con una formazione di base che si può fare anche nella struttura stessa. Abbiamo lavori di facchinaggio, abbiamo lavori di lavapiatti, di sistemazione delle camere, sulle quali non c'è bisogno di una grossa esperienza. Basta perlomeno quelle che sono le situazioni basilari del capire come funziona il lavoro all'interno di un albergo. De Cassan è andato a Roma nei giorni scorsi proprio per avanzare questa proposta, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Se noi vogliamo che sta gente anche non delinqua, li dobbiamo togliere dalle piazze, li dobbiamo far lavorare, li dobbiamo far fare qualcosa. È indiscutibile questa situazione. Quindi io spero che anche la politica raccolga questo appello che faccio per vedere di migliorare la situazione, che è migliorativa e per noi imprese e per chi emigra in cerca di una miglior vita in Italia o in Europa. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, al rientro parleremo di controllo della velocità, di strade, di prevenzione e ovviamente anche di trasporto pubblico locale. Tra poco. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, di nuovo buongiorno, ben ritrovati. Siamo partiti con la cronaca, poi il passaggio con la pagina economica con il segretario regionale della CNA del Veneto che andrà in assemblea questo venerdì. Tanti temi, il PNRR, la manodopera, il lavoro, l'immigrazione e ovviamente anche i bonus che verranno votati oggi pomeriggio nel Consiglio dei Ministri. Parliamo ora di viabilità, trasporto pubblico locale, ma partiamo con l'ospite che ci ha raggiunto in collegamento, il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. Buongiorno comandante, grazie. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora comandante, c'è una mappatura di Velox, di Tutor a Treviso che in qualche modo garantisce il rispetto dei limiti della circolazione e ne arriverà a breve uno nuovo in tangenziale. Intanto partiamo da qui. Sì, allora specifichiamo che si tratta intanto di una domanda che ha fatto il Comune di Treviso per tramite appunto del Comando di Polizia Locale, che ha proposto alla Prefettura, perché alla fine sarà la Prefettura attraverso un gruppo di lavoro a decidere se ci sono i presupposti per installare questo tutor, in particolare in un tratto che va dall'ospedale verso Silea e anche nel tratto della corsia opposta. Questo perché? Perché riteniamo che sia una proposta innovativa sicuramente per la città di Treviso e anche per la provincia di Treviso e che potrà garantire maggiore sicurezza rispetto agli attuali autovelox che sono installati, due in particolare, sulla tangenziale. Quali devono essere questi... no, mi perdoni, volevo capire quali devono essere questi presupposti, giusto anche per spiegare ai telespettatori come funziona. Beh, innanzitutto l'incidentalità, quindi deve esserci un tratto dove si sono registrati numerosi incidenti. La tangenziale sul tratto che ho citato sicuramente ha avuto numerosi incidenti, fortunatamente non gravi, quindi non mortali, però ad esempio solo nell'ultimo anno ci sono stati almeno una trentina di incidenti in entrambi i tratti.
Questo perché? Perché, ripeto, molto spesso quella tangenziale viene utilizzata in modo distratto e quindi spesso sono tamponamenti e spesso è anche la velocità ad essere una causa di questi incidenti stradali. Le caratteristiche sono caratteristiche previste dal codice, cioè un tratto dove non ci sono intersezioni, dove non ci sono immissioni e quindi un tratto di almeno 1 chilometro, e in quel caso queste caratteristiche ci sono. Stavo accennando appunto di questa novità perché riteniamo che il tutor sia uno strumento che maggiormente possa garantire la sicurezza rispetto agli autovelox classici, e sappiamo perfettamente che quando l'automobilista passa davanti all'autovelox che registra la velocità istantanea proprio su quel punto, si rallenta rispettando il limite e poi, superato l'autovelox, si parte di nuovo volando a volte a folle velocità. Quindi il tutor, che misura la velocità media da un punto all'altro, può garantire una velocità più bassa in un tratto molto più lungo, evitando brusche frenate davanti all'autovelox. Quindi riteniamo che sia un progetto interessante, innovativo, e mi sembra che il prefetto in qualche modo si sia espresso anche in modo positivo su questa idea. Quello che vedete nelle immagini infatti sono i famosi velox, no? Sono quelli davanti ai quali, come dice il comandante, spesso l'automobilista è portato a frenare per poi insomma ripartire, perché sono segnalati come vuole la normativa. Senta, ci sono altri tratti di Treviso che la preoccupano sulla base dei dati che avete di incidentalità? Allora, a livello di velocità noi comunque abbiamo una mappatura ed effettuiamo servizi quotidiani con il telelaser. Sappiamo che all'interno del centro abitato non si possono mettere autovelox fissi senza la presenza di una pattuglia, per cui utilizziamo molto spesso il telelaser, dove ci sono le segnalazioni da parte dei residenti che in qualche modo denunciano il passaggio di veicoli che non rispettano minimamente i limiti di velocità. Quindi si tratta di strade urbane e noi vogliamo dare comunque delle risposte ai residenti utilizzando il telelaser, che prevede la contestazione immediata, mentre sappiamo che in tangenziale, proprio perché esiste un decreto prefettizio che permette la non contestazione immediata, la sanzione poi arriva a casa del proprietario del veicolo. A proposito di centro storico, sono stati diversi i comuni, non solo in Veneto, che hanno fatto la scelta dei 30 km all'ora, cioè del limite, un limite insomma, molto, molto basso, proprio per fare in modo che le macchine vadano in centro praticamente a passo d'uomo. Su Treviso come potrebbe essere un'opzione per il centro storico, secondo lei? Ma guardi, il centro storico di fatto esiste già in tutto il perimetro delle mura, all'interno appunto delle mura, il 30 all'ora. Logico che quello che ci preoccupa in questo caso all'interno del centro abitato non è tanto la velocità, quanto invece altre cause che creano e causano incidenti stradali, cioè la distrazione. Sappiamo che l'utilizzo del telefonino e le distrazioni per i casi più disparati sono effettivamente le cause più frequenti che portano a incidenti stradali, fortunatamente magari senza grandi conseguenze fisiche per i coinvolti, però stiamo puntando molto proprio sulla deterrenza, sull'utilizzo dei telefonini anche con servizi in borghese, perché sappiamo essere veramente lo strumento che distrae completamente il conducente che pensa a rispondere a messaggi. Sappiamo perfettamente che rispondere a un messaggio al cellulare significa guidare a occhi chiusi per almeno 30-40 metri. Immaginiamo quello che può succedere con gli occhi chiusi senza vedersi di pedoni che attraversano la strada, di ciclisti, e quindi la velocità, ripeto, viene comunque controllata all'interno anche del centro storico, però in questo caso noi stiamo finalizzando ulteriori e nuovi controlli proprio per evitare che i conducenti utilizzino il cellulare alla guida, distraendosi e creando situazioni di pericolo per se stessi, ma soprattutto anche per gli altri. Senta, le sembrano consapevoli, informati sulla riforma del codice della strada gli automobilisti, sull'inasprimento delle pene, delle punizioni e anche delle sanzioni amministrative per chi viola il codice della strada? Ma guardi, questa è una domanda difficile a cui rispondere, innanzitutto perché stiamo parlando innanzitutto di notizie di stampa, nel senso che il governo giustamente ha approvato un disegno di legge, quindi adesso passerà alle Camere e vedremo poi questa riforma come uscirà dopo che il Parlamento ha deciso come inasprime e come accettare questa proposta da parte del governo. Credo che comunque sia una proposta assolutamente importante, perché inasprire le sanzioni alla fine, come ha detto anche recentemente il ministro Nordio, spesso bisogna colpire con sanzioni amministrative
amministrative e soprattutto anche i comportamenti più gravi. Quindi se non si va a colpire sulla patente e sul portafoglio dell'utente, spesso l'utente non prende paura e quindi dice a me non capiterà mai. Invece purtroppo succede sempre più spesso che ad essere coinvolti siano non solo conducenti deboli, quindi i pedoni e i ciclisti, ma anche i più giovani, che quindi devono porre la massima attenzione alla guida. Tra l'altro una delle proposte è proprio il controllo dei conducenti più giovani. Grazie comandante per essere stato in nostra compagnia, grazie ancora per aver risposto a tutte le nostre domande e averci dedicato un po' di tempo. Andrea Gallo, comandante della Polizia Locale di Treviso, arrivederci, buon lavoro, arrivederci. Dovremmo avere invece collegato, ci ha chiesto la linea, il nostro Christian Arboit, l'abbiamo ascoltato in apertura di questa edizione a Maser. Torniamo sull'omicidio della donna gravemente malata da parte del marito. Christian, sei con noi, ci sei, eccoti qua. Sì, sei in compagnia assolutamente. Ti vediamo con un ospite. Allora, sono con Stefano Marotta. Stefano Marotta è titolare storico del bar centrale qui in piazza a coste di Maser. In questo locale passava parte del suo tempo Sergio De Zen, ora accusato dell'omicidio della moglie Manuela Bittante, spirata questa mattina all'alba. Sulla cronaca ci siamo soffermati nella prima parte di questo collegamento. Adesso però il signor Stefano ha delle cose importanti da dirci, perché è stato tra gli ultimi ad aver parlato con Sergio, se non sbaglio nella giornata di venerdì. Allora Stefano, cosa vi siete detti con Sergio? Venerdì pomeriggio ci siamo trovati e, come di consueto, ho chiesto come stesse sua moglie e mi diceva che era una situazione molto critica, che l'avevano portata a casa dall'ospedale mercoledì, che poi hanno provato ad alimentarla, ma la situazione era un po' precipitata, non riuscivano a gestirla, per cui il giovedì l'avevano riportata in ospedale. In questo contesto abbiamo fatto due parole per quanto riguarda il discorso della possibilità di fare di scegliere il fine vita, questo famoso testamento biologico che non è mai stato portato a termine in Italia per tanti motivi, e lui era rammaricato di non poter scegliere effettivamente di dare una dolce fine a sua moglie. Questo era un po' quello che era emerso dalle nostre discussioni. Ecco. Lui per l'ultima volta ne ha parlato venerdì. Sergio ha parlato di eutanasia, non era la prima volta, ne parlava da quando la moglie era stata ricoverata con l'ictus. Esattamente, circa un mese e mezzo fa avevamo affrontato ancora questo argomento, così eravamo solo io e lui al bar con un bicchiere di vino, abbiamo parlato di questo ma con molta tranquillità, e nulla lasciava presagire un fatto del genere, se non una reazione di questo tipo. Quindi di fatto il signor Sergio si interrogava sulle condizioni della moglie, questa donna che non era più lei, che era in uno stato semi-vegetativo a casa negli ultimi giorni, ma lei ci dice che di fatto a casa c'è rimasta anche ben poco, anche questo è un aspetto. Sì. Questo è almeno quello che mi diceva Sergio, quindi lui probabilmente ha avuto un po' di difficoltà, diciamo che dal punto di vista psicologico può darsi che abbia avuto un piccolo proprio crollo, e la debolezza l'ha portato a compiere questo gesto insano. Ecco. Quello che io posso dire è che qua in paese tutti comprendono e vogliono bene a Sergio, non ho sentito parole di cattiveria o di vituperio nei confronti del suo atto, questo lo posso dire con certezza. Ecco. Tutti comprendono che è stato un gesto d'amore, anche se un po' particolare, diciamo, non proprio perfetto, un gesto d'amore perfetto. Ecco, questo. Diciamo che la parola amore con la modalità che è stata adottata cozza parecchio, però diciamo che c'è molta comprensione. In questo senso sì, da parte di molti, tutti praticamente i miei clienti, non ho sentito nessuno parlare male di lui, che per lui era veramente una persona buona, generosa, gentile e affabile con tutti, non alzava mai la voce, anzi dovevi tirare le orecchie per sentire cosa dicevi, quindi siamo rimasti tutti molto sorpresi di questo gesto. Era un uomo quindi molto pacifico, lei ce lo descrive così? Assolutamente sì, assolutamente sì. Con la moglie quindi aveva queste parole di affetto sostanzialmente fino a venerdì? Assolutamente sì, perché poi la moglie era nostra cliente, veniva a prendere i giornali, le sigarette, quindi conoscevamo bene tutta la famiglia. È stata una cosa molto imprevista e improvvisa.
Cioè, il fatto che ne avessimo parlato non lasciava presagire che lui poi potesse compiere questo gesto, assolutamente. Anche la moglie la raccontano tutti come una persona sì riservata ma molto disponibile, che parlava con tutti, molto informata anche sui fatti di cronaca e di attualità, quindi una famiglia serena, questo emerge. Dal mio punto di vista sì, passeggiavano spesso la figlia e la moglie con il cane per il paese, andavano sempre via insieme, la figlia e la moglie erano molto attaccate. E lui lavorava, faceva la vita normale che fanno tutti, non è che stesse sempre a casa con la moglie, ovviamente, faceva la sua vita e la sera era a casa con la moglie, poi passava di qua, anche in altri locali, non solo da me, ovviamente. Diciamo che questa routine, che questa vita familiare serena è stata interrotta dall'ictus che ha colpito Manuela Vittanti. Assolutamente sì, questo è stato, diciamo, il fulmine del sereno che ha fatto crollare un po' tutto il castello della loro famiglia. Grazie Stefano, la sua è una testimonianza molto preziosa che ci permette anche di ricostruire, Anna, dal punto di vista della cronaca, cos'è successo nella villetta, nella casetta di via Ermenegildo Metti poco più di 24 ore fa. Immobile che resta sotto sequestro, l'uomo ovviamente resta in carcere. Se ieri l'accusa era di tentato omicidio, oggi è di omicidio aggravato dal vincolo familiare. Fra poco, tra l'altro, contatteremo anche l'avvocato Sabrina De Rossi per capire se ci sono delle evoluzioni, se in carcere è stato detto qualcos'altro. Però la situazione è di fatto cristallizzata a ieri. Avete visto l'immobile anche sotto sequestro. Per il momento da Coste di Maser è tutto. Con Nicoletta Rizzetto, Anna, ti restituisco la linea. Grazie Cristian Arboito e Nicoletta Rizzetto. Andiamo a Vicenza con la cronaca, con controlli su edifici abbandonati. Ci dice tutto Daniele Garbi. 3 ordini di allontanamento dall'Italia, 5 fogli di via dal Comune di Vicenza e 4 avvisi orali. È il bilancio del controllo straordinario interforze del territorio comunale di Vicenza nel fine settimana. L'obiettivo degli oltre 35 agenti tra Polizia Locale e Reparto Prevenzione Crimine della Questura è stato in particolare l'ispezione di alcuni edifici abbandonati segnalati negli ultimi tempi dai cittadini, in particolare in via Battaglione Valleura e via Torino. Ritrovo di sbandati e senza fissa dimora anche le zone attigue al Parc Cattaneo e Parc Verdi, dove si registra anche un'intensa attività di spaccio di stupefacenti. Rinvenute tracce evidenti di bivacchi di fortuna, dove è stato fatto intervenire il servizio di nettezza urbana per ripulire i portici e renderli nuovamente fruibili. In mattinata sono stati effettuati anche controlli in prossimità di istituti scolastici a tutela degli studenti. Complessivamente sono stati controllati 8 esercizi pubblici, 62 autovetture e 129 persone. La cronaca ci porta a Padova. Aveva in casa false ricette mediche che utilizzava in 3 diverse farmacie. Il 26enne italiano arrestato dalla polizia a Padova per spaccio. Nel corso di 4 differenti operazioni, arrestati anche 5 tunisini. Il passaggio sugli arresti che è stato fatto dalla polizia di Padova. Ma restiamo a Padova perché vedo collegato l'assessore Andrea Aragona. Assessore, buongiorno, grazie per essersi collegato con noi. Scusate il ritardo, ma ho avuto un piccolo imprevisto. Non si preoccupi, noi le facciamo un paio di domande un po' così a bruciapelo, perché prima la nostra Valentina Visentina era con Luigi Lazzaro, Lega Ambiente, ha dato la notizia insomma di questo ennesimo record non edificante di smog per Padova. Come assessore ai trasporti, all'ambiente, che cosa possiamo fare? Cosa farete? Allora sì, intanto io voglio fare un discorso più generale, non tanto per dire non c'è il problema, no, perché il problema c'è, è quadrato. La classifica fra città è una classifica, diciamo, che mediaticamente funziona bene, fa la maglia nera, il peggiore. Di fatto noi viviamo un'area che è quella della pianura padana, che ha dei livelli che sono pressoché simili nelle grandi città. Questo, come dire, non è un problema, non voglio dire che appunto non è un problema, ma se non affrontiamo il fatto che il problema è generalizzato e lo si deve risolvere a livello quantomeno regionale, se non di vera e propria area della pianura padana, non riusciremo a risolvere il problema.
Noi però il nostro lo stiamo facendo, in particolare stiamo andando a lavorare su quella che è uno dei principali fattori dell'inquinamento nei contesti urbani, che sono le automobili, andando a realizzare le 2 nuove linee tranviarie, l'investimento da €500 miliardi sulla mobilità sostenibile, e ci attendiamo dei risultati sia per quanto riguarda lo smog ma anche per quanto riguarda la congestione. È ovvio che da soli non possiamo risolvere il problema, perché, come dicevo, l'area di tutti non ha confini, e quindi anche l'inquinamento che viene prodotto nelle parti limitrofe a Padova, in tutta l'area del Veneto, anche su quello bisogna fare delle politiche, ma lì ci deve aiutare la Regione e lo Stato. Siamo d'accordo, perché di fatto poi tutta la pianura padana, come ha detto anche Lazzaro di Legambiente, è un problema ovviamente che riguarda tutti, anche se i dati delle città sono più alti, ma riguarda anche la provincia. In qualche modo questo va di pari passo con delle politiche difficili, peraltro non solo a Padova ma in tutto il Veneto, di trasporto pubblico locale. L'abbiamo visto con l'avvio del nuovo anno scolastico, anche nella Marca trevigiana tantissimi problemi con corse piene, corse saltate, eppure ci sono stati gli aumenti. Sappiamo che a Padova con Bus Italia c'è un problema di rischio default. Come siamo messi? Ma no, non chiamerei un problema di rischio default, questo mi pare un po' esagerato. E ci sono delle questioni economiche, come ci sono però da molte parti. Purtroppo chi ci segue deve sapere che il trasporto pubblico locale è un trasporto che vive, è un sistema che vive già fondamentalmente di finanziamenti pubblici. Tra i 2/3 dei costi sono coperti dai finanziamenti pubblici. Le corse non riescono da sole con la bigliettazione a pagarsi. Sono dei fondi nazionali che vengono girati alle regioni, e dalle regioni vengono rigirate agli enti locali, comuni e province che finanziano il trasporto pubblico. Molte regioni decidono di aumentare questo fondo nazionale, la Regione Veneto purtroppo non lo fa, quindi noi ci troviamo in una situazione col Covid è diminuita l'entrata da bigliettazioni, che seppur una minima parte comunque contribuiscono, dall'altra parte sono aumentati i costi come di tante cose, che lo sappiamo, i carburanti prima di tutti, e quindi ci troviamo non a Padova ma ovunque, un po' in tutta Italia, ma il Veneto moltissimo, in una situazione in cui sono diminuite le entrate e aumentati i costi. Capite che anche qui o c'è un intervento da parte degli enti sovracomunali, perché i comuni e le province non hanno delle disponibilità tali da riuscire a far fronte a questo problema, e lo fanno. Noi investiamo tutti gli anni dei soldi, diversi milioni sul trasporto pubblico, però questo a manco in più non riusciamo a coprirlo. Non è un caso che in tutto il Veneto fondamentalmente sono stati aumentati i biglietti, perché se non ci sono interventi di altro tipo, questo purtroppo è l'unica cosa che spiace, ma che tutti i comuni, tutte le province, tutte le aziende di fatto hanno fatto. C'è un po' l'eccezione di Venezia, ma voi sapete benissimo che col vaporetto, che credo costi €9, e col numero di turisti che visitano Venezia è una realtà a parte che riesce a sopravvivere del trasporto pubblico su gomma, diciamo, finanziato da quello dell'acqua. In realtà avremo bisogno di un intervento importante da parte dello Stato, che deve valorizzare il trasporto pubblico locale, cioè delle politiche diverse di mobilità, no? Per favorire anche la scelta del trasporto pubblico piuttosto che dei mezzi privati. Voi state investendo oggi sul tram, ci sono i lavori già avviati per la tratta che passa per Volta Barozzo. Come siamo messi con la terza linea? Sì, e appunto sulla tratta per Volta Barozzo stanno proseguendo i lavori, sull'altra linea siamo in fase di gara per avere la ditta che redigerà il progetto esecutivo, che è un lavoro da qualche mese, e poi si partirà con i lavori anche per l'altra tratta, quindi diciamo per primavera e estate del prossimo anno. Stiamo già lavorando sullo spostamento dei sottoservizi, che sono lavori non proprio veri e propri del tram, ma propedeutici. Secondo lei c'è da fare un po' un cambio culturale, di mentalità anche in un'ottica appunto di trasporto pubblico? Perché abbiamo sentito diverse lamentele, ovviamente non solo a Padova ma in tutto il Veneto, per l'aumento del costo del biglietto. C'è da fare un passaggio diverso secondo lei?
ma in realtà noi vediamo che i passeggeri stanno ritornando, quindi da questo punto di vista possiamo essere ottimisti. Gli abbonamenti noi li abbiamo alzati meno del biglietto, quindi l'utente occasionale paga sì effettivamente un po' di più, però un utente occasionale non gli va a pesare tanto. L'abbonamento invece abbiamo voluto diminuire l'aumento, c'è stato, però è un aumento una tantum più contenuto, e soprattutto se veniva da una decina d'anni dove veniva neanche ritoccato a livello inflattivo. Siamo stati sotto la media dell'inflazione degli ultimi 10 anni, quindi stiamo comunque vedendo che i passeggeri piano piano stanno tornando, che per avere dei cambi di abitudini, una volta che si è presa sotto il Covid l'abitudine di utilizzare l'auto, servono anni per tornare a utilizzare il trasporto pubblico, ma quando è efficiente la gente lo fa. Il tram, che è il mezzo più efficiente, è quello che ha recuperato prima di tutti i passeggeri. Ha una stima di passeggeri giornalieri del tram? Così per curiosità. Nel pre-Covid siamo arrivati a oltre 30.000 passeggeri giornalieri e oggi ci stiamo riavvicinando a quei dati. Grazie Andrea Aragona, assessore di Padova, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona giornata e buon lavoro, assessore. C'è il tempo per darvi il titolo della pellicola che seguirà questa edizione. Torna al Grande Cinema su Antenna 3. Vi proponiamo Un giorno di gloria per Miss Pettigrew con Amy Adams. E poi ovviamente le previsioni del tempo che seguiranno la chiusura di questa edizione. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. L'informazione torna su Antenna 3 a partire dalle 18:30. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Benvenuti al meteo. Previsioni per lunedì 25 settembre. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, possibili schiarite nel corso della giornata. Temperature in leggero aumento, minime comprese tra i 13 e i 18 gradi, massime tra i 23 e i 26 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia, tempo generalmente sereno, possibili annuvolamenti durante le prime ore del mattino. Temperature minime comprese tra i 15 e i 16 gradi, massime in leggero aumento tra i 22 e i 25 gradi. Sul Trentino Alto Adige atteso tempo sereno con temperature in netto aumento, minime comprese tra gli 8 e i 10 gradi, massime tra i 25 e i 28 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.